Buonasera, buonasera. E allora è ancora un mercoledì alpino, ormai lo sapete, di settimana in settimana vi presentiamo le varie sezioni del Friuli Venezia Giulia e questa sera è la volta della sezione di Gorizia. Fatevi un applauso, amici. Eccoli qua. Vedete ben rappresentata anche la protezione civile perché l'11 maggio quando ci sarà la sfilata a Pordenone vedrete sfilare proprio un bel numero di questi volontari presenti nelle calamità naturali che purtroppo si registrano dalle nostre parti ma anche lontane dal Friuli. Io direi di iniziare subito con un canto, il coro La Voce della Valle, coro diretto dal maestro Alessandro Rizzi. Cominciano con un brano particolarmente caro al buon Aviani che vedo indossare un cappello alpino in tema con il prossimo brano che è il Monte Nero. Il cappello alpino è un cappello della Prima Guerra Mondiale, porta il fregio del terzo reggimento alpini, quel terzo reggimento alpini che con i battaglioni Exil e Susa quel giorno 16 giugno 1915 hanno conquistato il Monte Nero. E allora, prima che il coro inizi, sapete che c'è la possibilità di mandare degli sms, non li leggeremo tutti perché di solito, e per fortuna ne arrivano molti, ce n'è già uno, un saluto a Oscar Pinto del gruppo di Gradisca, Davide da Gorizia. Per favore, se potete mettere nome e cognome e anche la località da dove inviate i vostri messaggi. Andiamo pure con il coro. Molto bene. Allora, Presidente Verdoliva, penso che un cognome mai poteva essere più azzeccato per uno... Con i nostri colori alpini, il verde delle montagne, il verde delle vallate. Senta... Un cognome di origine meridionale comunque, anche se io sono nato a Gorizia e adesso vivo... Ma non è mica una colpa, No, assolutamente, anzi, ma preferisco dirlo perché il mio cognome in tante occasioni è stato, come si dice,
modificato in tantissimi slang, come si suol dire, però sempre piacevoli. Senta, lei mi ha mandato una scaletta con diciamo le Direi alcuni spunti. beh no, anche una scaletta, finiamo. Con degli spunti dove si spiega perché è importante la sezione di Gorizia. Diciamo anche che è una sezione che ha celebrato proprio l'anno scorso l'anniversario. Esattamente. Nel 2013 la nostra sezione ha festeggiato i 90 anni della fondazione. Infatti gli alpini di Gorizia si sono costituiti in sezione ANA nel settembre del 1923. Quindi abbiamo fatto molte iniziative importanti, tra cui anche alcuni libri pubblicati, grazie all'impegno della nostra sezione e ai contributi che abbiamo ricevuto dalle pubbliche istituzioni. Al termine della serata, approfitto per anticiparlo, faremo un piccolo omaggio dei libri che abbiamo pubblicato e anche del guidoncino della sezione. Come dicevo, la nostra sezione è una sezione che ha quest'anno il 91esimo anno di vita ed è una sezione che è nata proprio perché a Gorizia c'è stata tanta storia alpina. Dal 1919, cioè dall'entrata del battaglione Aosta a Gorizia, fino all'8 settembre del 1943, con il 9° reggimento alpini, che oggi il 9° reggimento fa parte della brigata taurinense ed è dislocato all'Aquila, e con il 3° reggimento di artiglieria alpina e tutta una serie di reparti che facevano la loro presenza sia nella città di Gorizia, ma in quella che era la provincia di Gorizia dell'epoca, le valli dell'Isonzo. Avevamo dei reparti alpini a Caporetto, a Bovez, a Tolmino, e quindi ci sono state tante presenze di reparti. Allora, piacevolmente il telefonino sta vibrando con piacere. Vi dico che il record è stato battuto dalla sezione di Palmanova con 380 sms. Vediamo questa sera come andrà. Intanto vi accorgerete che insomma, ormai conoscete un po' lo stile della trasmissione. Sì, facciamo storia, ma vogliamo anche far sorridere un po' le persone e coinvolgere gli amici che sono alla mia destra e alla mia sinistra. Ce n'è uno, c'è un messaggio che arriva: zio, canti proprio bene, bravo, un bacio Gaietta da Cividale del Friuli. Chi potrebbe essere? Chi conosce Gaietta? Allora, tra l'altro li avremo ospiti questi ragazzi anche il 7 maggio, puntata speciale di questa trasmissione, dove avremo un altro blocco, il secondo blocco di cori e fanfare. Chi è Gaietta? Gaietta è la figlia del mio amico. E quanti anni ha Gaietta? Uno... e già ti scrive? Sì. I giovani sono tecnologici. Scusa, come dicevi, scusa. Uno bello così, uno bello così non puoi... Chiaramente. Allora, andiamo dal presidente, dal consigliere nazionale Ciselin. Intanto, quanto pesa il Friuli in sede nazionale a Milano? Siamo presi in considerazione forte o no? Allora, all'interno dell'associazione nazionale non è che ci sono pesi, naturalmente la storia fa un grosso riferimento. Il Friuli, adesso stiamo celebrando il 100° anniversario, è parte importante di della nostra associazione, se non noi siamo 24 consiglieri nazionali, di cui 2 sono del Friuli, io e il collega Gianni Cedermans, che era ospite da voi non molto tempo fa. I pesi non sono fatti sui numeri, ma sono fatti su quello che si porta, su quello che noi proponiamo, eccetera. Tenete presente che il Friuli comunque è la patria della protezione civile nazionale. Gli alpini sono nati, la protezione civile con gli alpini sono nati qui in Friuli, per cui c'è un peso morale, se vuoi, non possiamo calcolare un peso di natura così, e credo che la nostra presenza, come la presenza degli altri, è una presenza qualificata, è una presenza che anche all'interno del 3° raggruppamento che raccoglie il Triveneto abbia una valutazione importante. Noi siamo del 3°, siamo 8 consiglieri, cediamo uno al 4° raggruppamento, viviamo di comune accordo tutti quanti noi.
Un saluto a Rambo e Ermanno e complimenti al coro. Continuate così, El Curtil di Premarias. E queste sono verità, eh? Il mio papà Mauro del coro è il più bello di tutti. Sono io, si vede, Isabella. Isabella. È la più bella di tutti. Io sono più bello di tutti, quindi siamo una bella coppia. Mia moglie è la più bella di tutte, quindi. Cioè una famiglia bella. Bellissima. Bellissima. Allora cominciamo e poi vado da Aviani, così siate sintetici. Lei si presenti, mi dica chi è e cosa rappresenta per la sezione ANA di Gorizia. È acceso il microfono, stia sereno, lo porti vicino alla bocca e parli. Vada. Parlo. Mi chiamo Bonini Divino, faccio parte del gruppo di Ronchi dei Legionari, sono socio da oltre 50 anni e diciamo che ho fatto parte del consiglio direttivo per quasi tutta la vita. Non è stufo? Infatti mi sono stufato l'anno scorso e ho lasciato il mio compito a due cari amici che mi hanno sostituito. Senta, ricorda un comandante, quando ha fatto l'Alpino lei, che anno era? Tanti anni fa. Tanti anni fa. 58. 58 anni fa. No, 58. Nel 1958. Si ricorda, ha un ufficiale o un sottufficiale che è rimasto di Ho un caro amico che ricordo sempre con molto affetto ed era il generale Federici. Che è diventato comandante generale dei Carabinieri. Che ricordo ha? Splendido, una persona squisita. Se è arrivato comandante dei Carabinieri è arrivato poco, doveva arrivare ancora più su. È più di lì dove vuole andare? Ci sono dei posti più in alto. Buonasera. Buonasera. Franco Braida, gruppo di Cormons, classe 1937. Quindi lei mi dice quanti anni ha in questo momento. E il servizio militare dove l'ha fatto? Io ho cominciato con la scuola militare alpina ad Aosta, servizio militare all'11° raggruppamento alpini da posizione Tolmezzo e poi Paluzza, sempre Paluzza sono rimasto, e finito tranquillamente dopo aver fatto 18 mesi, sono andato a casa, ho riposato un annetto e mi hanno reclamato per altri 2 mesi, quindi in totale ho fatto 20 mesi di servizio militare. Senta, non dico adesso, ma nel caso fosse stato chiamato a difendere la patria 40 anni fa, con la preparazione che aveva, sarebbe andato coraggiosamente avanti? O avrebbe... Senz'altro avrei portato avanti l'addestramento che ho ricevuto dalla scuola militare alpina, mi ha formato nel carattere e nel morale. Sono molto orgoglioso di aver fatto e avrei fatto senz'altro bene e convinto. Difenderebbe anche oggi la patria? La sto difendendo. Essendo qua faccio una bella figura. Un saluto a Davide e a tutto il coro, Renzo da San Pietro al Natisone. Un saluto a Davide e a tutto il coro, Renzo da San Pietro al Natisone. E ancora, papà Marco, sei un bravo alpino e canti bene. Vogliamo diventare come te, Jacopo e Enrico Azzani di Romans di Sonzo. Dov'è? Scusi, non voglio darti palo in frasca, però qua le famiglie bussano. Beh, mi stanno dando. Sì, stanno guardando. Lei, scusi, a casa canta, la sentono i suoi figli? Quando io faccio parte di un coro per Cotto, ero nel coro dell'aerobica per militare a Merano. E quindi quando c'è qualche coro in televisione si guarda sempre. Cos'è lei? Baritono? Adesso faccio primo, ho fatto baritono, ho fatto anche da secondo. Sì, almeno dal tono avrei detto baritono. No, faccio anche adesso sono un primo perché mancano primi e mi hanno messo a fare il primo. Buonasera. Buonasera. E lei dove arriva? Gorizia, Lucinico. Io non faccio parte di nessun coro, sono nel gruppo direttivo. Ma mica una colpa, Sono nel gruppo direttivo e... Dove ha fatto l'alpino lei? L'Aquila, Roma, Basigliano. A Basigliano cosa c'era? Una officina meccanica era.
per gli automezzi e poi facevo controllo automezzi. Tenga bene il microfono, sennò... Controllo automezzi. Che cosa ricorda più caramente del... Quanto tempo ha fatto la servizio militare? 72. Papà Marco, allora no, questo è quello di prima. Viva Babbo Natale. Scusa. Vado a intuizione, No, guarda, viva Babbo Natale. Grazie. Deve dire grazie lì. Grazie, in effetti è vero. Io sono l'aiutante di Babbo Natale. Il Babbo Natale è vero e abita a Rovaniemi e quindi io da queste parti do una mano naturalmente quando lui ha bisogno. Ma senta, ma lei è bergamasco? No, io sono itoreano. Scusa, concordate con me? Del sotto? Appunto. Fateci vedere Alessandro che è bellissimo. Qui sai quel che è? Il maestro. Ma no, i Bonfanti. Grazie. Utile. Qua continuano Babbo Natale, sei troppo figo. Finalmente qualcuno capisce qualcosa. Saluto Causero del coro, Bruno, capogruppo di Iplis. È stato... Quale Causero? Che ne so io, ragazzi. Quanti Causero ci sono qua? 3. Tu hai già parlato, quindi basta. Dov'è? Buonasera. Buonasera. La vedo ben addobbato, Quando si può. Potresti mettere qualcosa di alpino, qualcosa di verde c'è. L'alpino l'hai fatto tu o no? No. Perché? Non ero nell'annata. Sono passato come? Era l'ultimo anno. C'era l'ultimo anno che facevano la leva obbligatoria. Dov'è l'altro Causero? Fratelli. Effettivamente guardandovi. Vieni avanti. E l'alpino tu l'hai fatto? Sì, ho fatto l'alpino nel 99, quinto alpini di Vipiteno. E poi cosa facevi? Che incarico avevi? Ero conduttore, guidavo gli automezzi. Saluti al nonno Marino che ha la barba più bianca di Babbo Natale. Adesso c'è la competizione. Chi è nonno Marino? Allora, adesso è nata la competizione fra... Cioè non bastava Babbo Natale. Per Luigi Petrei del coro, oltre ad essere un bravo idraulico, sei anche un bravo cantante. Saluti un collega. Chi è Petrei? Luigi. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e torniamo qua, perché sta piovendo di messaggi. A tra poco. Eccoci con voi, sempre più piacevole fare queste trasmissioni e siete simpatici anche voi da casa, chiaramente noi leggiamo tutto o quasi tutto. Babbo Natale, siamo 3 ragazze, ci porti il regalo? Più che volentieri. Più che volentieri. Questo coro ha il maestro più figo del mondo, Arianna. Però è gettonato quest'uomo, Senta, allora, il buon Verdoliva nei 3 DVD che ci ha portato ce n'è uno dove le immagini sono particolarmente in bianco e nero. Facciamo riferimento alla dunata del 51. Lei si chiama? Alt Bruno. Bruno Alt, lei c'era quel giorno? Sì. E la dunata era a Gorizia? A Gorizia, sono arrivato, ci hanno portato dal CAR di Belluno che dovevamo ancora fare addestramento e tutto, appena arrivati praticamente e poi ci hanno fatto sfilare là. Quindi lei aveva, quanti ne aveva? Quanti anni? Quanti ne aveva? 21. 21 anni. Sì. Quindi lei non aveva ancora concluso il servizio militare perché era proprio il primo mese? No, ero appena arrivato al CAR perché io ho ritardato un anno perché non avevano caserme per tenerci, ci hanno messo a disposizione fuori. A casa praticamente. E poi lei dopo il CAR dove? Dopo il CAR sono andato al Cividale, mi hanno mandato al Cividale mi hanno chiesto cosa volevo fare e ho detto farei come si chiamano?
Adesso non mi magari la viene dopo. Così ho fatto 3-4 corsi, corso roccia, corso sì, corso nel corso sì io prima facevo ciclismo, ero in forma. Era un tipo atletico, mi sembra di capire. Senta una cosa, mi può ricordare quel giorno? Che tempo c'era? Quel giorno di? Sì. Che 51. Era una bella giornata, era pare inverno, non mi ricordo più il corso. Sono passati tanti anni che non riesco. Ma scusi, adesso si dice che gli alpini a Pordenone sfileranno saranno circa 300.000, ma all'epoca Gorizia fu invasa? Non erano tanti, però tutta Gorizia era sulle strade. E noi alpini che sfilavamo praticamente, poi dietro noi non abbiamo visto chi c'era, insomma. Ecco, senta, ma lei quando sfilava sentiva le voci della gente? Che cosa vi dicevano? Allora io ero figlio di un soldato austriaco che ha fatto 6 anni in Austria e naturalmente sentivo insomma il cambiamento della città di Gorizia, il cambiamento della cosa, della donata. Che poi non sono tanto in bianco e nero, sono anche già a colori veramente. Quella è la Labarda, quindi penso sia Firenze, scusate, sì. da un oculista. Quindi Firenze e quanta gente poteva sfilare? Quanto è durata? Oggi perché erano altri tempi, un'altra organizzazione, certamente era una manifestazione soprattutto di rivendicazione anche nazionale in quei momenti. 51, voi sapete cosa significava per Gorizia in quei momenti essere riconosciuta a tutti gli effetti, eccetera. Io ho una copia. Scusi? Io ho una copia dell'Alpino che è stata pubblicata per l'occasione e riporta sulle 24-25 mila persone che erano presenti alla... Quindi praticamente 1/10 rispetto a quelle che sfileranno? Sì, ma effettivamente il numero dei soci era anche molto inferiore di adesso. Arriviamo da lei. Anche lei c'era? Sì. Io l'ho fatto in Garmi anch'io, ero su una camionetta, facevo parte del secondo gruppo Conegliano e ricordo che ero emozionato, duro come un caramello. Comunque sono goriziano, per cui c'era una partecipazione eccezionale. Gorizia era appena diventata nuovamente italiana, quindi c'era una pressione incredibile. Proprio eravamo bersagliati di applausi e di più ancora. A me vengono i brividi, anche se ovviamente no, all'epoca non c'era. Sì, poi brividi lungo la colonna vertebrale, mi ricordo. Poi siccome sono nativo di Gorizia, queste cose abbiamo provato quando abbiamo faticato le divinità italiane, quindi faceva parte ancora nella carica. Beh, teniamoci stretta l'italianità, visto che c'è. Siamo 4 amici da De Cecco a Butrio che ci siamo trovati apposta per vedere il coro di Alessandro. Un grande saluto alpino alla sezione di Gorizia, in particolare agli amici del gruppo di Gradisca di Sonzo e a Paolo di Lucinico, Emiliano del gruppo di Strassoldo, Aiello, Ioannis, sezione di Palmanova. E poi ancora un saluto a Moreno, Fagotto, Greta, Moira e Igor. Andiamo chi è Moreno Fagotto? Maestro, siamo pronti con il secondo brano che ci presenterà il buon Aviani? Moreno. Buonasera. Chi sono queste? Mio cugino, la moglie di mio cugino e la mia futura figlioccia. Perché futura, scusa? Perché battezziamo il 25 maggio. Sì. Matteo, voglio i tuoi capelli. No, di là. Dovrebbero essere quei due. Vieni Matteo. Buonasera. Buonasera. Mandiamo una ciocca? Ma diciamo, io non so chi possa aver scritto... Non so, guarda, se riconosci il numero, perché qua non firmano. No, il numero non lo riconosco, però diciamo che ho il rotolo dei numeri da prendere, da mettersi in fila.
Allora, andiamo con il secondo brano, che cosa ci fa sentire, Guido? Il secondo brano parla di una montagna a noi particolarmente cara, è il Monte Canin, questo accocolo di montagne che termina con il Monte Rombon, fu teatro per 2 anni di grandi combattimenti. Scusa, Monte Canino. Matteo, scusami, è arrivata l'aggiunta, sono io Arianna. La moglie di Mauro? Non lo so. La moglie di Mauro. Mi chiamo Chiara, ho 10 anni e mi piacciono molto gli alpini e saluto Babbo Natale e tutti quelli in diretta. Babbo Natale ormai hai fatto brezza. Bravo Luca Cudiccio, un saluto da Giorgio e dagli amici di Prepotto. Un saluto a Enrico e Giorgio dagli amici Silva e Gianni. Io cercherò di leggerli. Un grande saluto ad Alessandro, che è stato anche il mio maestro di coro. Spero di poter cantare con te di nuovo presto. Fabiana da Udine. Bravo maestro, usano un aggettivo che non ripeto, comunque è un complimento. Grande Cicci, chi è Cicci? Giorgia e Francesco, i tuoi fan. Dov'è? Cicci? Mi chiamo Cicci perché sono di cognome Cicigoi. Ah! Abbreviativo. È un abbreviativo. Sì. Mauro, non ti offendere, sei bellissimo, ma Ale è inimitabile.
Non lo so, mettetevi Luigi Petrei, bravo a cantare, bravo collega, ma domani a vore. Andiamo. Siete forti. Andiamo in pubblicità, siamo arrivati a 100 messaggi. A tra poco. Allora, vi sto guardando, mi chiamo Giovanni e chiedo se tra voi c'è qualche artigliere del terzo arteria da montagna, 17ª batteria Tolmezzo del terzo 65, grazie. No. Non di quello lì. Allora, Metal Homer Mola Albevi, da Igor. So io. Sì, io. Metal Homer. Qua scrivono: Putre, sei sempre un bell'uomo. Adesso arrivo alla telefonata. Complimenti al coro, viva gli alpini, un saluto al gruppo di Cormon, saluta il nonno Marino, fallo vedere. Matteo, dov'è il nonno Marino? Sempre questo che è in competizione con Babbo Natale. Complimenti al coro, viva gli alpini, un saluto al gruppo di Cormons. Ah, questo l'ha rimandato. Allora, una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Abbassi il volume del televisore, per favore. Ci siamo? Pronto? Guardi, deve abbassare il volume del televisore o spegnerlo. Sono Gianni Cederman. Non avevo dubbi. E quindi, Gianni? No, quindi sì, no, volevo solo salutare la sezione di Gorizia e tutti gli amici che sono lì, insomma, no? Anche il buon Cisilin che continua a darsi da fare, nonostante che non riesca ad andare a fare una fumata. Volevo soltanto portare il mio saluto e anche perché sono contento che con Gorizia ci sia un coro che fa parte della nostra parrocchia, insomma, no? E che tornerà il 7 di maggio, invece la prossima settimana dovremo avere il coro Montenero, ci sarà anche, se non mi sbaglio, la fanfara di Orzano e anche la fanfara di Gemona. Ecco, perfetto, sì. Comunque volevo volevo salutare Braida, che siamo amici da 50 anni, e poi certamente per D'Oliva, che siamo amici da sempre, e Cisilin comunque che si comporti bene, ecco, perché questo è un problema che è difficile. Cedermas, controllo. No. Va bene? Sì. Grazie. Ciao Gianni. Allora, devi dirgli a Gianni che è un mio sottoposto, perché è più giovane di me, come consigliere nazionale, e deve così cercare uno spazio che non è suo, purtroppo, ecco, e io lo saluto ben volentieri e gli dico che lavori un po' di più. Ecco. Cedermas, sì. No, hai sentito? Sì, mi metto sull'attenti subito. Vedi? Hai visto? Senti, tra l'altro io ho disposizione dal ristorante al monastero di via Ristori 9 di assegnare un pranzo per 2 persone alla prima telefonata. Ma via Ristori a Cividale? Se la prima è arrivata da lì, la regola dice che il primo che chiama... Porca miseria. Appunto. Sì. Quindi vieni domani e vieni a ritirarti il buono. Daniele, digli che io non vado con lui. Comunque. Va bene? Se sono in 2, quindi meglio Braida, dai. Sì. Ok, vieni a ritirarti il buono, grazie. Grazie Ciao, a voi, complimenti ragazzi, bene. Mandi fantastico. Bravi. Mandi Gianni. A quando il prossimo Trippa Day? Saluti al new capo gruppo di Gradisca. Trippa Day, chissà cosa... Pino. Bravissimi quelli del coro, soprattutto Papa Luca, Anna e Manuela Cudicio. Voglio augurare a tutti gli alpini una serena Pasqua e anche a tutto lo studio. Saluti da Mara. Arriviamo dai signori della Protezione Civile. Tenga bene il microfono. Sono qua. Intanto, che cosa significa portare il cappello alpino e indossare quella divisa? È un impegno forte, un impegno, anche se è volontario, però se uno dà la disponibilità deve darsi da fare per mantenerlo. Diciamo che andiamo sempre
dove c'è bisogno. Speriamo che non succedano altri, perché ne abbiamo già avute abbastanza. Lei è il coordinatore? Coordinatore per la sezione di Gorizia. Siamo una quarantina di volontari, un po' in età, come si vede, ma comunque teniamo duro, come gli alpini. E guai se no? Guai se no, sì. Dobbiamo parlare della fiacola alpina. Allora lui... Qua. Sì, lo vedo. La fiacola alpina è nata 57 anni fa, per volere di due, diciamo, soci fondatori, il colonnello Amelio Cuzzi e il tenente Livio Pinelli, che si sono adoperati per fare per riunire i cimiteri di guerra, monumenti, partendo da Timau, dallo di Timau, e giù tutte le Paluzza, Arta, Gemona, poi arriviamo a Udine, anche al cimitero militare inglese, e poi si arriva la giornata finale al 4 novembre a Re di Puglia, dove vengono accesi i 2 tripodi prima di iniziare la cerimonia. Quant'è che fa parte della protezione civile? Ma diciamo una quindicina d'anni. Comunque io sono Pelissari Paolo del gruppo di Lucinico, consigliere sezionale. Quel numero 3 che cosa vuol dire? Il terzo reggimento artiglieria di montagna. Io facevo parte del gruppo Udine a Tolmezzo, ho fatto il CAR all'Aquila, poi di caserma a Tolmezzo alla caserma Cantore. Diciamo che ho fatto gran parte del servizio militare fuori caserma, in quanto ho fatto tutti i corsi, corso SIC, corso Roccia, corso radio, eccetera. Senta, in virtù di quello che succederà l'11 maggio, quando pensa di partire? La domenica stessa o un po' prima? Ma probabilmente andrò giù il sabato se c'è la richiesta di necessità di lavoro, di fare Quindi qualcosa. Lei va per volontariato, non per piacere? Anche. E la domenica senz'altro, in quanto... Dovrà sfilare. Dovrò sfilare, ecco. Ciao papà Elvino, sempre in forma, viva il gruppo alpini di Mariano del Friuli, saluti dalla figlia Claudia di Corona. Allora qua. Eccoci qua. Contraccambio e saluti, sì, sono laggiù. Contraccambio e saluti, e poi cosa mi può dire? E cosa devo dire? Saluti e baci. E questo cappello alpino cosa significa per lei? Questo è tanti anni ormai che lo porto, dal 65, ho cominciato in quella volta a Cividale, che ho fatto il CAR a Cividale, 2 mesi poi a Udine alla Bergens, in quanto il gruppo Conigliano. Che cosa le pesava di più del servizio militare? Ma diciamo, il primo impatto è stato un po', venendo dalla vita civile, trovando in quella volta, era un po' dura. Per esempio, che cosa, che una roba che proprio non riusciva a... Ma era adattarsi a quella vita lì, no? Perché... L'ordine, la disciplina, l'orario? Anche gli anziani che davano un po' di... C'era un po' di nonnismo? Tanto. Lei l'ha subito? Certo. Mi dica un episodio, mi racconti un episodio. Le brande, fare addestramento formale. Cose... Addestramento formale cosa voleva dire? Marciare in camerata. E lei marciava bene? Sì. Pena? Pena, salti, flessioni e avanti. Sì. Era così, era. Guido, diamo qualche cenno storico, perché qua mi sono stati dati da Verdoliva 2 nomi, perché il vessillo è decorato da 2 medaglie d'oro al valor militare, il tenente Pietro Colobini e il capitano Luciano Zani. Che ho anche conosciuto, tra l'altro. Allora, Colobini, tenente medaglia d'oro al valor militare, è caduto col 7° Alpini sul fronte greco-albanese, dove andremo la prossima settimana a rendere omaggio a questi nostri caduti. Mentre il capitano Luciano Zani era della divisione tridentina e si è distinto con il battaglione valchiese durante la ritirata di Russia, trascinando i superstiti a casa. Non a caso la tridentina è stata quella con il più alto numero di rimpatriati. Sono rientrati con le loro gambe ben oltre 6.500 alpini della tridentina, trascinando con sé sulla loro scia
i superstiti, quei pochi, i 3.800 della Giulia e gli ancor meno i 1.800 della Cuneense, con divisioni, vorrei ricordare, di oltre 16.000 alpini. Grazie quindi alla Tridentina, grazie anche a Zani, se quei pochi sono tornati, ecco, lo dobbiamo anche a lui, ed è per questo, giustamente, medaglia d'oro. Coro Voce della Valle, belli, bravi e suonati, Elisa, Luca e Filippo. Questo coro al maestro più figo del mondo, qua insistono, un saluto a tutti gli amici alpini, soprattutto al mio papà alpino Massimo, capogruppo di Fogliano, dal piccolo Simone. Duri al pezzo, buona Pasqua a tutti gli alpini e alle loro famiglie. Mandi Barbeleo da Udine. Dov'è il microfono? Eccoci qua, andiamo avanti e poi andiamo a chiudere questa parte. Buonasera. Buonasera. Sono Fulvio Madon, capogruppo del gruppo Alpini di Gorizia. E l'8? 8º reggimento, in cui faceva parte quella volta quando ho prestato servizio io al battaglione Alpini Cividale. E che cosa faceva? Io ho fatto il sottotenente di prima nomina e poi la rafferma per 2 anni, quindi ho prestato servizio per 3 anni e mezzo nel battaglione Alpini Cividale. Senta, sfilare perché? Qualcuno potrebbe dire, quelli insomma che perché è il sunto di tutta la dunata, la sfilata. Senza sfilata secondo me non ha senso la dunata. Si va lì a fare la festa, si va lì a trovare gli amici, però poi quando si sfila la domenica, ricordo io la sfilata, una delle prime a Udine nel 96, quando entrammo in piazza Primo Maggio e sembrava di entrare in uno stadio, e sono quelle le cose che ti restano poi della dunata. Un grande saluto alpino alla sezione di Gorizia, in particolare agli amici del gruppo di Gradisca di Sonzo e a Paolo della Protezione Civile, Emiliano del gruppo Strassoldo, Aiello, Ioannis, sezione di Palmanova. Un saluto al presidente Secco Gilberto dell'amico Massimo Tissino da Monfalcone. Fate parlare il maestro Rizzi, che qui a Butrio siamo tutte in brodo di giuggiole per lui. Fatecelo vedere. Un caro saluto agli alpini di Ronchi dei Legionari, gli amministratori. Lei non sarebbe entrato in caserma con quei cappelli così lunghi? Probabilmente no, ma neanche lui laggiù. Questo è un rimbalzo. Anch'io sono entrato così, ma mi hanno subito sistemato. Sì. Ah, quindi già ancora quando era molto giovane aveva i capelli sempre lunghi? Sì. E ha chiesto si può fare a meno oppure ha detto no, bisogna tagliare? No, mi hanno rappato, ho provato ma non mi hanno ascoltato proprio. Lei l'alpino dove l'ha fatto? Io ho fatto l'alpino a Venzone, 7° 89, battaglione alpini Tolmezzo, distanza Venzone, 79esima compagnia fucilieri, la Cazzuta. Ah, ho capito. Usava bene le armi? E da fuciliere spero di sì. No, non do niente mai per scontato. Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Giampaolo De Piante, faccio parte del consiglio sezionale. Ho fatto il militare esattamente 50 anni fa, prima al corso ad Aosta, poi in battaglione Cadore. A quel tempo c'erano tiravano un po' di bombette sulle Alpi, erano gli altoatesini che lo facevano e abbiamo fatto un sacco di guardie da quelle parti. Tenga il microfono, adesso andiamo in pubblicità. Che meraviglia ascoltare questo coro di grande qualità, non capita spesso una fortuna del genere. Complimenti al maestro e ai coristi. Andiamo in pubblicità e poi c'è un alpino speciale, tra poco. Allora, sono Alessandra Secco, figlia di Gilberto Alpino, ospite da voi questa sera. Ditegli che sono orgogliosa di lui e di tutta la sezione alpine. Un saluto e un bacio a Mauro e al grande coro La Voce della Valle, i migliori del Friuli. Vi aspetto a Pordenone, Lorena da Cividale. Ermanno, fai il bravo, ricordati di salutare Vittoria, Isa e tutte le limoncelle. Dov'è Ermanno? Scusa un attimo, perché io capisco Vittoria, Isa, ma le limoncelle me le devi spiegare. Avanza. Innanzitutto un bacio alla mia bambina Vittoria. Da un 380. Non riconosco, comunque le limoncelle sono un gruppo di sbandate, di donne che si ostinano a giocare a calcio ma non ce la fanno. Non ce la fanno. Sai che tu devi tornare a casa, no? Sì. Vabbè.
Preparatevi che per il prossimo brano, dicevo un alpino, buonasera Bonfanti. Buonasera Baroni, buonasera a tutti gli ascoltatori di Telefriuli. Questo è l'uomo che praticamente ogni giorno testimonia quello che succede a Gorizia nell'Isontino. C'è anche Isonzo News che va in onda quando? Di solito il sabato alle ore 21, la domenica a mezzogiorno e il lunedì mattina alle 8. Questo sabato per l'anticipo del campionato andiamo in onda alle 19:45. Senti, ma oltre ad avere la passione per le immagini e soprattutto raccontare che cosa succede dalle tue parti, l'alpino non sapevo questo. Ho fatto l'alpino. Ero un segretario di un generale. Quindi non è che ti sei proprio Gavazza. Diciamo che è nata così, ero al CAR e feci una specie di orazione perché mi ero arrabbiato su certi comportamenti. Il giorno dopo il tenente colonnello che comandava il CAR a Codroipo, io sono dell'8° a 78, quindi qualcuno può fare anche mente su un certo periodo, mi disse alcune cose e mi fecero capire che potevo aspirare a qualcosa. È ovvio che chi faceva il militare di leva tendeva a fare meno fatica possibile, possibilmente evitare campi o cose del genere. Io chiesi alcune cose e mi dissero no, lei va al comando brigata, segretario del generale. A questo punto io obbedii. Chi era il generale? Gavazza. Fu il primo segretario di Gavazza, che fu un generale. Il mio contingente, il mio reparto fu il primo in assoluto, questa è una cosa che ricordo, a uscire in borghese. Al CAR i militari, i ragazzi uscivano sempre in divisa, noi fummo i primi a uscire in borghese, fu una grande vittoria per certe cose. E a Udine io vidi veramente tante cose, feci una bellissima esperienza di alpino, fui anche caporal maggiore in tempi brevissimi, anche perché ti facevano fare alcune cose e il comando brigata era una cosa molto particolare. Un saluto al mitico coro La Voce della Valle, in particolare a Rambo, mandi sbuentas da Manuela. Complimenti al coro, siete molto bravi, ci vorrebbe un rum passion dopo il canto. Ciao, baci, baci, baci. Non so, andiamo avanti. Mi spiace non essere potuto essere con voi stasera, ma ho un valido sostituto. Un saluto inoltre agli amici di Gradisca e Romance, Francesco, capogruppo di Villesse. Buonasera. Buonasera, Gregorutti Giuliano, capogruppo di Medea. Quanti siete a Medea? 50 alpini, più 10 amici. Siete, quanti parteciperanno alla donata, dei 50? Dei 50 c'erano una decina circa. Sì, eh? Sì. Qualche volta c'è stato qualcuno che non è venuto per motivi economici, perché magari la donata era un po' troppo lontana? Sì, sì, sì. Tenga lì. Verdoliva, quest'anno la donata è molto vicina, quindi molto probabilmente possiamo fare una stima di quanti alpini della sezione goriziana saranno presenti? L'80-90%? No, penso di meno. Noi normalmente abbiamo una presenza sulle 200 unità, teniamo conto che abbiamo 800 soci alpini più poco più di 200 amici, quindi siamo poco più di 1 migliaio di soci complessivamente. Quindi su 800 soci partecipano 200, sono il 25%, quindi in termini percentuali un bel numero. Quest'anno contiamo di superare abbondantemente le 250 unità, almeno dai dati che abbiamo. Però poi si sa che molte volte le persone vengono, soprattutto quando una dunata è vicina rispetto alla sede di residenza, probabilmente qualcuno deciderà di venire o con i mezzi propri o con il treno all'ultimo momento, visto che noi sfileremo nel tardo pomeriggio insieme alle altre sezioni del Friuli Venezia Giulia. E Telefriuli, lo ricordo molto volentieri, quel giorno dalle 9 del mattino sarà in diretta, saremo io e Guido Aviani a raccontarvi con dei collegamenti da Pordenone, nella zona del palco, che cosa succederà a Pordenone. Si può avere questo coro per un addio al nubilato? Qua scrivono, la firma è Sondra, ipotizzerei che fosse sbagliato e si chiama Sandra, ma comunque un saluto a Fulvio Madonna, Fuarce Cividat Miki. Allora andiamo qui, buonasera, lei è vicepresidente? Sono vicepresidente, porto il cappello alpino dal 58. Sì? Ed è vice da quanto? È vicepresidente da un paio d'anni. Che presidente è? 5. Al marzo 2009. Sì, assolutamente eccellente. È una fonte di iniziative che
Cioè chi lo tiene vuol dire lei? Chi lo tiene? Lei all'Alpino dove l'ha fatto? Io ho fatto l'Alpino e l'8° reggimento Alpini e dal 58 ho avuto molti richiami, sono arrivato al grado di tenente colonnello, li ho accettati tutti quanti, esperienza lunghissima nell'ambito. Spieghiamo magari per i non addetti ai lavori, i richiami, che cosa sono? I richiami, quando c'era necessità praticamente di movimento di truppe, una cosa o l'altra, noi avevamo col confine austriaco, cioè sloveno, si sperava di riprendere la nostra bella Istria e allora ci hanno tenuto per parecchio tempo. Quindi lei è stato richiamato per che cosa? Sono stato richiamato proprio nei reparti, battaglione cividale in particolare, diverse volte. E dopo anche altre brigate alpine, poi ho fatto delle 5 brigate ne ho fatte 4 sempre. Andiamo di qua così, giusto, se dite nome e cognome che poi dalla protezione civile, passiamo al microfono. Gabassilio da Grado, sessione di Gorizia. Buonasera. Buonasera, Bruno Vecchiato del gruppo di Monfalcone. Quanti siete nella protezione civile a Monfalcone? A Monfalcone siamo una ventina. Senta, si dice che sono sempre quelli che partecipano, che lavorano, succede anche da voi? Sì. Benissimo. Abbiamo la rappresentante anche del gentil sesso, buonasera. Buonasera, Violana Passon di Romance, sono col gruppo di Monfalcone. Come l'hanno accolta i maschietti? Ma bene. Sì? Mi sento un po' maschietto anch'io. Oddio. Sì. No, bene, bene. Sicuramente femmina. Sì. Sì, caro? Perché? Lei proprio non ne voleva sapere, l'hai presa dalla sprovvista, quindi ti è andata bene. Beh, allora guarda, continui questa conquista, ripassi un attimo il microfono. Senta che... Ma ci scherziamo sopra. L'ultimo intervento che ha fatto con la protezione civile qual è stato? Sono stata in Carnia durante l'alluvione. Quella recente, gli ultimi problemi? No, 4-5 anni fa, quando era? Sì, Valcanale, sì. Quindi nel 2003, 29 agosto 2003? Sì. Quindi non è Carnia, è Valcanale, Canal del Ferro. Valcanale, sì. È tutta un'altra roba, sì. Che se no si arrabbiano a casa. Ha ragione. Buonasera. Buonasera, sono Aldo Fontana del gruppo di Monfalcone. Ecco, Diciamo dove ha fatto l'Alpino intanto. L'Alpino l'ho fatto tutto al mezzo, dopo aver finito il corso di artiglieria a Foligno, presso la scuola di artiglieria, la Sausa, sono stato trasferito tutto al mezzo. Senta, quanti amici ha trovato? Quanti amici ha trovato quando ha fatto il militare? Tanti, infatti ogni adunata, tutti quelli del corso ci troviamo ancora insieme. Ma e come scusi, adesso c'è il telefonino, c'è internet? Siamo continuamente, c'è uno che si è preso la briga di rintracciare tutti quanti per l'Italia, tutti quelli del corso. E regolarmente adesso con i nuovi mezzi che abbiamo di telecomunicazione, metti computer, metti email, metti questo, metti quell'altro, ci siamo ritrovati tutti quanti e adesso sarà già la 10ª adunata, mi pare non la 10ª adunata, che ci troviamo tutti insieme radunate. Allora, Aviani, Mandi, Vecchio, sei sempre il migliore, Basini o Bassini, chissà. Patini, Federico Patini, immagino. Un saluto a tutti voi, ancora uno e poi andiamo in pubblicità. Ho un papà che ha 75 anni, per niente al mondo si perderebbe l'adunata e quando sente i cori canta e si emoziona. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo subito col coro. A tra poco. Un grande saluto a tutti da parte di chi in questo momento sta lavorando ma con il cuore lì con voi. Arrivederci a Pordenone, viva la Giulia, Alpino, Pierpaolo Petruz, gruppo di Gradisca di Sonzo. Alessandro, il più bello, potresti fare di sicuro il modello, un bacione con tutto il cuore da Rossella, il tuo amore. Poesie. Zio Mauro, sei forte, Giada e Ale. Fritz, bello il nuovo frigo, peccato che mi hai tradito con uno più alto e di Pordenone. Ma chissà che cosa c'è dietro questi messaggi. Porto ancora con me il vostro ricordo della vostra suggestiva iniziazione, il matrimonio di Giuliano a Cividale, grazie a Alessandra. Sulle alte
sulle più alte cime, sui perenni ghiacciai, l'alpino furbo non ci va mai. Viva la Giulia. Luca, per il 23, scusate, è confermata la serata di cori e bande amici di Gemona. Giustamente me lo ricordo, c'è anche la fanfara di Gemona. Mi dispiace davvero tanto di non essere lì con voi, bravissimi, coro Voce della Valle. Ciao Paolo. Zio Mauro, sei forte, Giada, l'abbiamo già detto, e questi scrivono ancora. Andiamo, Guido, con che cosa? Col prossimo brano, io qui è il maestro, io e il maestro rischiamo la scomunica, perché il prossimo brano, adesso vedremo, lo faranno. Allora, storicamente, la Giulia, abbiamo detto sì, certamente Friuli, Udine, ma anche Gorizia, perché ricordiamoci che durante la Seconda Guerra Mondiale da Gorizia sono partiti per l'occupazione dell'Albania del 39, per la campagna di Grecia 40 e 41 e per le campagne di Russia 1942. Il titolo è, coristi mi perdonino, da Gorizia siamo partiti. E allora chiedo a Gian Domenico se per favore magari sulle note di questo brano ci sono anche delle immagini, possiamo mandarle, grazie. Gorizia siamo partiti, Navari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati, ci tocca di partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. Ci tocca di partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore. La Grecia terminata, Gorizia siamo tornati, che tosto per la Russia noi siamo destinati e partiremo ancora con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amore, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far del lato, Marchino, l'Alpine sempre. Un saluto e complimenti ai fratelli Petrei, Elena, Luca con Matteo e Davide. Viva la Giulia a Pordenone. Per non dimenticare, sfilerò con il cappello di mio nonno su cuscino bianco, reduce del fronte greco-albanese Mandi Daniele. Tanti complimenti al coro, ogni volta è un'emozione, un grande abbraccio a Babbo Natale da una delle tue gialle, ragazze gialle. Gialle e azzurre, non dico, la Voce della Valle, il maestro Rizzi sono fantastici, un grande applauso a tutti dagli amici della trattoria da De Cecco a Butrio, Gabriele, Arianna, Alessia, Fabiana, Rossella, Lorenzo e Giuli. Mosca e Toni, fatevi inquadrare che siete belli come il sole, Chicco e Barbara. Chi è? No, venite avanti. Guarda che belli, bellissimi direi. No, girate perché non abbiamo più, guarda, bene, sorriso per i fotografi. Un saluto a tutto il coro, particolarmente ai componenti provenienti da Torreano e per Luca Albiscaro, il più giovane iscritto al gruppo di Torreano, che strano vederti cantare, Mandi Diego. Dov'è il microfono? Lei non ha parlato? Ha già parlato? No.
Lucio Pieri, consigliere sezionale, gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari, militare nel 70, scuola Alpini di trasmissioni faticosamente a Napoli, San Giorgio Cremano. Perché faticosamente? Perché un alpino a Napoli è una roba un po' strana, anche la gente ci vedeva un po' strani. Sì, Ci dicevano che eravamo bersagliero, nel senso che i bersaglieri hanno più piume sul cappello, l'alpino ne ha una sola, quindi è al singolare. È una battuta, ma era la verità. Allora, l'uomo in viola l'abbiamo sentito prima, buonasera. Azzani Marco, capogruppo dei Romans di Sonzo. L'ha salutata prima con Sì, figli. Buonasera. Buonasera, Massimo Zilli, capogruppo di Fogliano Re di Puglia. Prende ferie per la Dunata? Diciamo che sono in cassa integrazione, quindi domanda... Era meglio che prendesse ferie. Sì, ecco. Di solito prendo ferie. Buonasera. Buonasera. Claudia Cuz, capogruppo di Cormons. E lei invece? Come lui. Anche lei è della stessa azienda? No, no. Che azienda? No, meglio non dirlo? Da molto tempo, mi scusi. Sì. Da quanto? Sono a casa da un anno circa. Ecco, ma senta, lo spirito alpino l'aiuta a affrontare, perché comunque non è bellissimo stare in casa. Insomma, si tira avanti. Si tira avanti. Buonasera. Sono lei è in pensione, spero? Sì, pensione d'agricola. Sono Cantarote Marino, ho fatto il CAR all'Aquila, faccio parte del direttivo del gruppo di Cormons. Dopo del CAR sono andato a fare l'attendente al colonnello Zanier, imboscato praticamente. Benedetta la sia qui. Aspetta, un attimo solo. Bisogna dire che al colonnello Zanier già suo papà aveva fatto l'attendente. Ah, poi una tradizione di famiglia. Sì. Buonasera. Buonasera, Roberto Stacco, capogruppo del gruppo Alpini di San Lorenzo. Ho fatto l'alpino nell'82 e atto il mezzo. Figli? No, nessuno. Sposato però. È sposato? Senza figli. Avrà dei nipoti? No. Neanche? Niente. No, quello che volevo chiedere, lei pensa di trasmettere questa sua passione magari? Lo spero. Nel mio gruppo essenzialmente. Che ci sia un seguito anche. Quanti siete? In totale siamo un 39. Senta, c'è ricambio? Duretta. Io ci spero. Buonasera. Buonasera, sono Giorgio Romanzin, capogruppo del gruppo di Lucinico. Come sono i suoi ragazzi? Collaborativi? Collaborativi, è un buon gruppo che risponde, che si lavora uniti e si fa. Siete in vista di Pordenone, come vi state organizzando? Speriamo di parteciparli se non succedono disgrazie in famiglia. Non si sa mai. Non posso farlo in diretta, ma facciamo gli scongiuri. Complimenti al coro Doris e Michela da Pordenone. Adesso arrivo da te, Verdoliva. Un saluto a tutto il coro, in particolare a Chedi Torean, Federica e Massimo. Verdoliva? Lui era con la brigata Cadore durante l'alluvione del Vajont. Questo è un particolare che mi ero dimenticato di segnalarti. Che ricordi ha? Ricordi belli della Naia e ricordi brutti. Questo non penso sia... Ricordi belli perché la mia gioventù più bella l'ho passata sotto la Naia. E ricordi brutti perché sulla Marmolada mi è morto uno in braccio. È successo il Vajont. L'ho fatto tutto il Vajont, dal giorno della catastrofe del 9 ottobre fino alla vigilia del Natale ho sempre lavorato sul Vajont. Pertanto... Buonasera. Buonasera, sono Graziano Manzini, sono segretario della sezione. Ho fatto la Naia nel 76, non una data felice per la verità, il gruppo corneliano. Destinazione Gemona, ma non sono mai arrivato a Gemona. Si è fermato prima? No, cioè nel senso, sono venuto a Udine perché ci hanno destinato tutti alla caserma Osopo di... Prima il Vajont, adesso il terremoto. C'è una foto, un'immagine che ha ben impresso? Allora, io praticamente ho fatto il post terremoto, però ho fatto la Naia lavorando sempre a Gemona, quasi ogni giorno. Per cui l'ho subita in parte, diciamo. Da lei poi andiamo a una telefonata. Scusi un attimo, le tue mani fanno musica. Sempre orgogliosa di te, meraviglia. Maestro, che cosa le devo dire? È tutta per non so chi, ma dopo lei è... Sì, ma lei è fidanzata?
Più o meno. Che brutto. Scusi un attimo. Brutta questa, Adesso maestro la sistemo io. Guardi lì. Stasera dormi sul terrazzo. No, da una trentina che con il batticuore vi aspetta il mercoledì sera. Beh, grazie. Una trentina, probabilmente ci vede o in streaming o probabilmente di origini trentine o ci guarda da qua. Un carissimo saluto a tutto il coro, in particolare allo sposo Causero Giuli e Causero Enrico da Beppi. Dicevamo? Sì, no, non so, mi ricordo. Non si ricorda? No, mi ricordo. Le tue mani passato, fanno sì, musica, sì. Grazie. Grazie. Chiunque sia, no, grazie. Io ho detto la creatura da casa. Creatura, sì. Come sarebbe a dire più o meno Ale? Perché leggo anch'io. Sì, so. Sì. Credo, sì. Sì, benissimo. Sì. Sono convinto. Ci fermiamo qua? Sì, è meglio. Ci fermiamo qua. Bene. Pronto? Pronto? Chi è? Guardi, sono Matis Fabio del gruppo Alpini Montefrecco Feltimau. Sì? Volevo salutare, a parte il presidente Verdoliva, il coordinatore della protezione civile Alpini Secco. Sono molto contento di vederli in televisione e stanno facendo un ottimo programma. Bene, grazie. Mandi. Arrivederci. Ancora una, pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Fiumicello, sono la moglie di un alpino e vorrei salutare il signor Secco e Paolo che sono lì. Benissimo, grazie signora. Tanti auguri e complimenti per la trasmissione. Grazie. Saluti. Mandi. Inno nazionale la sera di Gemona è stato stonato, non dal coro ma da quelli che erano microfonati. Mandi. Io li leggo tutti, tanto. Allora, andiamo ancora. Viva il gruppo ANA di Monfalcone con il suo capo Gilberto, sempre in prima linea. Giorgio e Marta Caligaris, amici dell'ANA. Volontari. Vai Eliuz, facci sentire la voce. Paolo e Giulia da Cividale. Grande Edi Bonini. Chi è Edi Bonini? Eccolo qua. Dov'è il microfono? Microfono? No. Dove è andato? Maestro. Maestro? La parte del maestro. No, io il microfono. I messaggi l'hanno un attimino stordito. Dove siamo arrivati? Buonasera. Buonasera, sono Cabas Luciano, sono vicepresidente della sezione con portafoglio. Sono fatto il militare nel 1971 e... Cosa vuol dire con portafoglio, mi scusi? Sono cassiere economo della sezione. Sì, quindi con portafoglio, sono ministri con e senza. Che il calaibès, dice. Sì, che il calaibès. E che cosa fa oltre a girare soldi lei? Pensionato? Sì, beh, pensionato, insomma, è un giro, no? Sì. Prima si lavora, dopo si va in pensione. Sì, voi forse, noi... E voi, insomma. Noi lavoreremo. Pronto? Buonasera. Pronto? Chi è? Sono di Agreda, vorrei salutare il coro delle valli del Natisone lì, che una volta si cantava assieme. E poi? Sono un ex che cantavo anch'io nel coro Mataiur. Mi chiamo Mario, saluto tutti i coristi delle valli. Guardi, la salutano tutti con la mano, guarda. Li ho visti. Guardali. Sono caldi come delle mandorle stasera. Li ho visti come sono belli. E non oso pensare dopo cosa succede, dove dobbiamo andare, Presidente? Così, un piccolo bicchiere, un taiut. Qua vicino? Qua vicino da un nostro socio del gruppo di Fossalon di Grado. Come si chiama? Privacy. Ho capito, privacy. Privacy. Allora, grazie per aver chiamato. Fategli bere un god di Sgnape così si riprende. Di cui? Stanno cercando da anni, qualche anno loro, altri da noi. Non bevi mai. Cosa è successo al cappello di Aviani? Chiedono. Mancava questa domanda. Finalmente. Da un 349. Non so, bravo, grazie. Finalmente ho cambiato per l'occasione, ho preso un cappello che si intonasse al periodo, alla storia di Gorizia, un cappello della Grande Guerra. Ricordiamo che Gorizia, che è stata capitale della Grande Guerra, dall'altra parte,
E attenzione, nel territorio di Gorizia ci sono 2 sacrari militari che totalizzano la bellezza di oltre 165.000 caduti. Praticamente un quarto dei caduti della Prima Guerra Mondiale sono a Gorizia e dintorni. Parlo del sacrario di Oslavia e quello di Re di Puglia. E ricordo che a Gorizia... Anche Caporetto. Sì, Caporetto, vabbè, comunque... nel territorio di Gorizia attuale in Italia ci sono questi 2 sacrari. Sappiate che reparti alpini hanno combattuto anche sul Carso, parlo di reparti di artiglieria da montagna, sia sul Carso che sul Sabotino, importantissimo, senza poi tener conto la grande battaglia della Baisizza, agosto-settembre del 1917. Non meno di 40 battaglioni alpini hanno combattuto nel territorio, diciamo, di Gorizia o nella vallata delle Giose. Viva gli alpini, un saluto dagli amici del Cutti Sark. Vedo che qua... Ah, pensavo avessi sbagliato di lavarlo, scrivono. Touché. Prendo ben nota di questo nome, prendo nota. Rilevo l'insolenza in diretta. Il migliore, il mio amico Putre, un bacio da Gabriella da Prestento. E qua un saluto all'amico Paolo Verde Oliva e a Massimo Zilli che oggi ha tanto chiesto saluti su Facebook. Ana Trieste, una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io sono il sindaco di Drenchia, Zufferli. Buonasera. Volevo salutare il coro delle Valli Antisone, tutti gli alpini. Benissimo. E volevo salutare il signor Aviani. Il prossimo anno noi abbiamo il centenario del primo caduto alla Grande Guerra. Invito tutti gli alpini a Drenchia. Grazie. Tanti saluti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Qua scrivono: se riuscite a far bere un taiut al maestro nevica per tutto il mese. E non poco, un saluto da un suo corista. Pubblicità. Eccoci con voi. Allora, come ogni settimana, vi ricordo che Dana Sport di Aiello predisporrà una maglia personalizzata per la sezione di Gorizia, quindi il presidente Verdoliva, chi per lui, dovrà andare a ritirarsela, poi se volete farvi stampare le magliette in vista della donata nazionale di Pordenone, parlate con il titolare, il signor Girolamo, comunque una è già predisposta, è stata fatta per ogni sezione. Un saluto a Elio Gabassi, al gruppo alpini della sezione di Gorizia e al coordinatore Gilberto, da parte di tutta la famiglia, animali compresi. Viva, questi sono proprio originali, viva gli alpini, Lucrezia e Samuele. Coristi brutti ma bravi. Guido, se ti sta bravo e fate recitare una poesia al maestro, è bravissimo. Giuli, corista dal Brasile, vi vedo dal web. Questo ci sta vedendo dal web, in Brasile. Chissà che tempo, sarà un caldo, maestro, chissà. Molte cose vanno a fermarsi, gli alpini non si fermano mai. Complimenti al coro. Un saluto a Enrico da Wilma Cormons. Se l'amico dal Brasile ci fa sapere che temperatura c'è, così lo diciamo in diretta. Un saluto a Ermanno Ridicolo. Vieni caro, vieni. Ermanno, questo è l'Ermanno Ridicolo, stammi qua un attimo che mi sento solo. Ubriacate il maestro Rizzi, vogliamo vederlo storto. Telefriuli avvera il nostro sogno con i tuoi potenti mezzi. No, noi non istighiamo a... ognuno si muove di... Grazie Spanghero per aver ricordato la nostra cara Istria, terra per sempre italiana per cultura, lingua e tradizione. Andrea Lalpin, istrian da Monfalcone. Buonasera. Buonasera. Abbiamo già salutato prima? Sì, già salutato la figlia che ha mandato un messaggio. Sono Nadali, capogruppo del gruppo Mariano Corona. Parlavo prima, mi diceva qual era il momento difficile della Naia. Il momento difficile è stato un anno dopo che ero militare, che abbiamo fatto un mese in Alto Adige, settembre-ottobre 66, e era un po' di paura. Ah, quindi siccome ho fatto anche una parte di Cara Merano, sì. Non eravamo accolti, all'epoca non oso neanche pensare come vi trattava. Dura era. Sembrava di essere in Austria. Ma anche peggio forse, anche peggio, perché ordinare da bere sia in italiano, in friulano, in tedesco, sempre non avevano. Un saluto a tutto il coro e soprattutto a Balutto, l'alpino distrutto. Cippi?
neanche Dante avrebbe fatto meglio. Dov'è? Cipi, vieni Cipi. Oh. È un commilitone, abbiamo fatto il militare assieme. E non solo. No. Tante volte allo spazio per quello. Nella trasmissione ci sono tanti alpini depositori della storia degli ultimi 50 anni, ma il tenente Aviani è depositario di tutta la storia del corpo, viste anche le ricerche che fa di prima persona con gli amici di Morsano sui luoghi della campagna greco-albanese, Diego e Manu da Cordovado. Magari ci colleghiamo telefonicamente, ci chiami la prossima settimana e ci dici com'è. Sì, senz'altro. Saluti da Rino, Elio da Nicola e Laura da Orsaria. Lei è consigliere nazionale? Sì. Del comitato anche, no? Organizzatore? Sì, faccio parte del COA perché è ristrutturato in una maniera particolare, cioè c'è una presidenza, il consigliere di riferimento, che sarei io per Pordenone, e poi c'è tutta la rappresentanza. Senta, servono tante braccia ma anche tanti soldi. Servono tanti soldi, una dunata costa tanto, però diciamo che l'aiuto delle istituzioni pubbliche è fondamentale per partire, però questi soldi rientrano alle istituzioni pubbliche. Si può calcolare che una dunata comporta un ricavo economico per la zona che va dai 40 ai 50 milioni di euro. Quindi fate i calcoli, pensate all'IVA e tutte le tasse, anche se un'istituzione come la Regione, il Comune in questo caso, ritornano indietro. Sono soldi ben spesi perché diventano anche un messaggio pubblicitario e turistico per la zona. Ecco perché noi, per un indirizzo nostro nazionale, non si rifà mai sempre nella stessa zona, ma si cerca di alternare. Ecco, questo è stato anche un motivo per cui Udine non l'ha preso nell'anno successivo. San Paolo, ecco questo è un messaggio dal Brasile. San Paolo, 25 gradi, i veri Sbuentas sono in studio. Attenti al dopo concerto, anche il conduttore, se si sta bravo, meriti una canzone. Non so che cosa voglia dire, ma starò contento, buono. Sì. Tanti auguri, un saluto all'Alpino, a tutti i complimenti per la trasmissione, un saluto al conduttore Aviani, mando un bacio a Rossella di Butrio, Alpino Gil Mandi. Chissà. Buonasera, sono un figlio di un alpino del 75-76 che faceva conducente muli a Chiusaforte. Viva gli alpini da Pordenone, Luca e Antonio. Il microfono è qui. Allora, vieni maestro un attimo, vedi 2 parole e poi c'era una cosa anche molto seria. Sì. Di qui? Vai, adesso. Sì. Niente, tutto il giorno che penso se è giusto dire certe cose in questo ambito. Purtroppo oggi, ieri, è morto un mio carissimo amico, un musicista, aveva 38 anni, quindi l'ultimo brano lo vorrei dedicare a lui. E purtroppo un male incurabile ce l'ha portato via troppo presto. Chi è? Si chiama Antonio Cumini, per cui un abbraccio grandissimo alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto molto bene. Grazie. Guido? Il prossimo brano è L'ultima notte e sono tanti quelli che non sono tornati dal fronte russo. L'ultima notte
Mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio-verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. C'è un messaggio che scrive 3 parole: Antonio vola alto. E ancora, complimenti al coro, gradirei, e lo faremo il 7, quindi si prendono già nota, la canzone Signore delle Cime. Grazie, quindi la prossima volta. A Drenchia un saluto ad un paracadutista alpino, primo 1966, da un folgorino di 30°. Veramente ne abbiamo tanti. Mandi Alpins di Cormons da Poldino e Roberto. Viva tutti gli alpini. Allora, Verdoliva, andiamo a chiudere? Se mi permetti mi alzo. Sì? Perché vorrei prima di tutto fare ringraziamenti a te, all'emittente Telefriuli, che questa sera ci ha dato la possibilità di essere qui, come telespettatori e tu avete avuto modo di sentire, la nostra sezione è rappresentata nella sua interezza con i capigruppo, il consiglio direttivo, la protezione civile, e un ringraziamento anche al coro Voce della Valle, che ha già avuto modo di esibirsi a Gorizia negli anni passati. Grazie, grazie e grazie. E prima di lasciare un omaggio, vorrei fare a nome mio e a nome di tutti gli alpini della sezione di Gorizia e anche degli amici della sezione di Gorizia gli auguri di buona Pasqua a tutti e alle famiglie. Grazie, grazie Danilo. Questo è il guidoncino della sezione di Gorizia. Ricalca un po' i guidoncini di altre sezioni, però è significativo per noi grazie anche alla storia che la nostra sezione rappresenta, seppur in un territorio piccolo oggi, però ha tanta storia patria importante. Questi invece sono alcuni libri che abbiamo pubblicato nel corso degli ultimi anni legati al progetto Alpini a Gorizia. Praticamente questo progetto
è nato nel 2006, nel 2008 ha visto l'inaugurazione della mostra permanente nei musei provinciali di Borgo Castello, dove tuttora c'è la Sala Alpini, che parla delle gesta, la storia pur sintetica delle truppe alpine a Gorizia, ma anche dei reparti alpini e di chi del nostro territorio ha prestato servizio nelle truppe alpine. Questi sono alcuni libri, questi sono per te. Grazie per la tua sempre squisita ospitalità e disponibilità. Poi io vorrei fare un omaggio al coro. Presidente, vieni tu, Rino. Ringrazio te e a voi tutti per la vostra gentile partecipazione, grazie. Questo è il nostro guidoncino e questi sono i libri che abbiamo pubblicato. Grazie ancora. Maestro, complimenti. Veramente, era un pezzo che non vi sentivo. Siete migliorati come il buon vino Barolo, uso dire, no? che con il tempo migliora. Grazie. Io vorrei anche a Daviani fare un pensiero, perché parla sempre bene di Gorizia, allora questo giro bisogna... Non potrebbe fare diversamente. Questo è un guidoncino a sezione. Grazie. E qua qualcosa tu hai già avuto, però questo è il blocco completo, adesso li hai tutti. Grazie. Daniele. Un onore. Grazie. Abbiamo portato anche per il direttore Tarasso, li lascio a te. Vanno sulla scrivania. Bene. Siete da brivido, complimenti, bravissimi e meravigliosi. Un abbraccio a tutti, specialmente al maestro Rossella, Alessia, Arianna, Gabriele e Lorenzo. Qua scrive Claudio, su con la vita, Cormon, c'è la tua famiglia che ti ama. Anna, Dani, Giulia. Beh, dica almeno... Grazie. Beh, questa, scusi, ci vediamo dopo. Vi vedete subito, è una dichiarazione d'amore, dai. Grazie e viva le famiglie. Mercoledì come funziona con cori e bande? Mandi da Godo di Gemona. Sentiamoci domani, cari. Non posso dirvelo adesso. Ancora uno e poi vi saluto. Ringrazio intanto Gian Domenico Ricci alla regia. Ditemi che c'è ancora sopra, per favore. Sopra chi c'è? Francesco Zoletto, Piero Govoni e Francesco Pattanaro, l'imperatore. Qua scrivono grazie, mi avete commosso, penso sia riferito anche all'ultimo brano, l'ultima notte, che è stato proposto dal coro che abbiamo qui in studio. Volevo farvi vedere a che punto siamo arrivati, perché lo faccio ogni sera, ogni mercoledì, perché ci sono altre realtà che non dicono molti messaggi, noi mostriamo quanti sono arrivati. Fatevi un applauso perché siamo arrivati a quota 233, quindi ecco. Bene, grazie. E sono veri. Allora, io vi ringrazio, vi auguro ovviamente una ottima Pasqua e un'ulteriore ottima Pasquetta. Mercoledì saremo qui, ve l'ho detto, sarà una puntata speciale perché avremo diversi cori, domani metterò in ordine le cose, e anche due fanfare, e quindi penso che non vi annoierete neanche la prossima settimana. Come fai? Buonanotte. No, perché buonanotte? Sto bene io, no. Abbiamo, è vero, dopo... Benissimo. Terzo tempo. C'è il terzo tempo. Maestro, vieni un attimo. Com'era quella roba del brano, della musica, di stare attento, che devo stare attento? Meglio non ripetere? Meglio di no, dopo. No. Bene, grazie Gorizia, buonanotte a tutti, arrivederci.